No, questa è una prima giornata di incontro con le famiglie in vista anche delle nuove iscrizioni che verranno perfezionate a partire dal 9 di gennaio, però volevamo, come siamo soliti fare, incontrare le famiglie e il territorio per dare contezza della nostra offerta formativa molto ampia e articolata e allo stesso tempo fare un momento di solidarietà a questi mercatini che questa mattina sono stati qui esposti e i cui prodotti verranno poi, il ricavato delle vendite di questi prodotti verrà devoluta in beneficenza. E la nostra è una scuola che, ripeto, si apre al territorio, che vuole dare contezza per il futuro dei nostri giovani, tant'è che abbiamo fatto un monitoraggio proprio dei nostri alunni che frequentano gli istituti superiori della provincia e devo dire che i risultati sono estremamente positivi. Tutti i nostri alunni nell'anno scorso sono stati tutti promossi con ottimi voti e questo dimostra l'efficienza e l'efficacia di un'azione formativa sempre protesa al miglioramento delle giovani generazioni. Una formazione sempre vicina alle esigenze della famiglia, abbiamo visto una grande accoglienza con tante cose preparate dai ragazzi, ma anche un momento di Natale con le musiche del santo della festa, insomma, cantate dai ragazzi. Sì, anche questo fa parte del nostro modo di lavorare. Gli alunni nostri, noi siamo all'indirizzo musicale, gli alunni, ripeto, per la grande preparazione che ricevono, oggi hanno dato dimostrazione della loro capacità, della loro competenza, ma soprattutto della loro voglia di fare. Questo perché questa scuola che mi onoro di dirigere ha un corpo docente altamente professionale e valido che inculca sempre nei giovani quella mentalità per un futuro diverso, un futuro migliore, soprattutto per avere competenze e conoscenze sempre all'avanguardia. Saranno altri giorni come questi, Presidente? Sì, in questo momento ci sono altri plessi che stanno condividendo questa nostra realtà. A gennaio faremo tutta un'altra serie di Open Day e già abbiamo avuto riscontro estremamente positivo alle famiglie che hanno scelto in anteprima la nostra scuola e questo ci onora, ma ripeto è frutto di un lavoro certosino che va fatto ogni giorno, di un rapporto costante con le famiglie e di essere una scuola a misura di alunni. Ecco, di questo ve lo posso dire con estremo orgoglio e piacere, ripeto, perché mi avvalgo di un corpo docente, tutti docenti di ruolo, ma altamente professionale e competente, atteso che ripeto, il momento di crescita degli alunni dipende anche dal docente che guida questi nostri alunni.